Continua la caccia ai responsabili della brutale aggressione ai danni di Angelo Pupin, l'87enne di Torre di Mosto, aggredito sulla soglia di casa per portargli via il portafoglio con appena 100 euro. I carabinieri sono sulle tracce degli autori del pestaggio che ha causato all'anziano un trauma cranico e la frattura del bacino. Nel frattempo Angelo è fermo a letto, cerca di dimenticare. La sua convalescenza durerà almeno 6 mesi, considerando l'età avanzata. È la frattura al bacino che desta maggiore preoccupazione. L'anziano deve rimanere immobile perché qualsiasi movimento gli provoca dolore e il dolore gli fa tornare alla mente quella terribile aggressione. Mangia e cerca di dormire. Dice solo, ci ha riferito suo nipote, che si considera uno sfortunato, come se quanto gli è successo fosse colpa sua. 2 malviventi che dalla truffa sono passati all'aggressione senza alcuna pietà, sbattendolo a terra sull'ingresso di casa, vittima di una violenza cieca e brutale per appena 100 euro. In tanti si sono recati in questi giorni a casa di Angelo per sapere quali siano le sue condizioni. Alcuni parenti gli hanno portato una poltroncina sanitaria per quando l'uomo riesce a stare seduto. I pochi familiari che lo assistono però chiedono di essere aiutati. Angelo necessita di altre cose. Abbiamo bisogno di tutto perché è una persona che vive sola e si può immaginare il dramma che si crea. Adesso cerchiamo di trovare un letto e con le spondine